Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è stato illustrato il progetto ai sindaci dei comuni di sotto dei 15.000 abitanti, tra cui 27 primi cittadini della provincia di Agrigento, ed è presente anche il Presidente delle Poste Italiane Maria Bianca Farina e l'amministratore delegato Matteo Delfante. Quindi anche i cittadini dell'Agrigentino potranno richiedere negli uffici postali la carta d'identità elettronica, il passaporto, i certificati anagrafici e giudiziari, i documenti previdenziali e molti altri servizi. Grazie al progetto Polis, che è stato illustrato a Roma dal Presidente di Poste Italiane e dall'amministratore delegato, sono intervenuti i ministri dell'Economia e delle Finanze Giorgetti e del Made in Italy Adolfo Urso. Grazie a Polis, approvato con il decreto 59/2021, è stato finanziato con 800 milioni di euro dei fondi nell'ambito del Piano Nazionale per gli investimenti complementari, cosiddetto PNNR. Poste Italiane dà un nuovo volto ai 7.000 uffici postali dei piccoli centri per renderli più accoglienti e trasformarli in uno sportello unico digitale di prossimità, attivo 24 ore su 24. I cittadini potranno richiedere certificati anagrafici e di stato civile, carta d'identità elettronica, passaporto, codice fiscale, certificati previdenziali e giudiziari e numerosi altri servizi che si aggiungeranno a quelli postali, finanziari e logistici assicurativi già in atto. I lavori di ristrutturazione e di adeguamento tecnologico degli uffici postali sono partiti subito dopo il via libera della Commissione europea, che è arrivato a fine ottobre 2022 e completati in pochi mesi. Oggi sono già operativi 40 uffici postali, 230 cantieri aperti e entro l'anno saranno avviati i lavori di ristrutturazione in 1500 nuovi uffici Polis. Vi ringrazio per questa accoglienza. Rivolgo un saluto rispettoso e cordiale al Cardinale Segretario di Stato della Santa Sede, al Presidente del Senato, ai Ministri presenti, alla Presidente, all'amministratore delegato, al Direttore di Poste Italiane, a tutti i presenti, particolarmente ai tanti sindaci che sono... ringraziandoli per il loro impegno e sapendo che qui sono più che interlocutori, partecipi di questo grande progetto che Polis esprime. Poste Italiane ci ricorda che 16 milioni di persone, di cittadini, vivono in comuni con meno di 15.000 abitanti. È un'Italia fondamentale che copre l'80%, come abbiamo letto poc'anzi, al nostro territorio. È quindi una parte decisiva dell'Italia, decisiva per il suo sviluppo, per il suo equilibrio. E in questa parte così importante sappiamo, come è stato ricordato anche da Bruno Vespa poc'anzi, vi è un crescente disagio per il ritiro dei servizi che si è registrato, che incide sulla vita quotidiana e quindi incide sulle possibilità, le opportunità di tanti nostri concittadini. Si tratti di isole minori, di comuni montani, di piccoli centri delle zone interne, si tratta di una condizione, se proseguisse, si tratterebbe di una condizione, se proseguisse, di impoverimento del nostro Paese, di privazione di opportunità di sviluppo che, ripeto, impoverirebbe il nostro Paese. Ecco perché risalta in tutta la sua importanza il valore del progetto Polis, che intende offrire, come abbiamo visto anche operativamente, ai nostri concittadini di così grande parte dell'Italia la possibilità, avvalendosi della sua rete digitale, di utilizzare servizi che rischiavano di essere impossibili se non, come abbiamo veduto poc'anzi, recandosi molto distanti. L'anno passato, ricordando i 160 anni di Poste Italiane,
Abbiamo sottolineato come queste abbiano accompagnato l'Italia nella sua storia, nella sua evoluzione, nel suo sviluppo, non soltanto nel fondamentale compito di garantire comunicazioni e in quello dirà altrettanto importante di raccogliere e tutelare il risparmio, ma anche nella innovazione, contribuendo sempre più a rendere moderno il nostro Paese, a rendere più moderno il nostro Paese. Questa è la scelta che fa Polis. Confermando questa vocazione, Poste Italiane offre una condizione ai nostri concittadini di tanta parte del territorio Italia di avvalersi di servizi prima difficili da conseguire. E quindi questo progetto non soltanto importante come tappa del processo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma importante come risposta alle esigenze del nostro Paese. Io vorrei ringraziare Poste Italiane per aver mantenuto l'impegno di conservare gli uffici postali, che sono in un piccolo centro, e lo sappiamo ben tutti, insieme al campanile, alla piazza del municipio, al medico di base, gli elementi di riferimento dell'identità. Ed è questa scelta non soltanto di colmare lacune che si erano create, ma anche di sollecitare la pubblica amministrazione nel suo complesso, come ricordava il Ministro della Funzione Pubblica, è una scelta di cui vorrei, ripeto ancora una volta, sottolineare il valore, poc'anzi ben messo in luce dal Ministro Giorgetti. È la decisione, la determinazione che dimostra anche la possibilità di non seguire la deriva della riduzione dei servizi ai cittadini, ma al contrario di comprendere come la permanenza di questi servizi offre possibilità di ulteriore crescita sociale ed economica al nostro Paese.